Oggi sono qui a dire che i veneti devono decidere e in questo caso i veneziani devono decidere se separare il comune di Venezia e Mestre, perché solo loro e non le imposizioni dall'alto possono sapere cos'è meglio. Una questione di democrazia? Per questo il Movimento 5 Stelle si schiera a favore del referendum sulla separazione amministrativa tra Mestre e Venezia. Non vogliamo dire alla gente cosa votare, spiega la veneziana Elena La Rocca, ma garantire loro il diritto di decidere. Il Movimento 5 Stelle di Venezia ha deciso di non posizionarsi sull'istituzione o meno del nuovo comune di Mestre, di rimanere in qualche modo neutrale, però abbiamo ritenuto fondamentale avere un ruolo di informazione, cioè mettere i cittadini nella condizione di poter decidere con consapevolezza. Il Consiglio regionale Veneto si riunirà il 18 febbraio per decidere se la consultazione avrà o non avrà luogo, mentre un'assemblea cittadina è stata convocata mercoledì prossimo a San Leonardo per informare la cittadinanza sul tema. L'autonomia è un'occasione di partecipazione, di creare sia una migliore amministrazione, ma anche un'occasione di democrazia. È per questo che accogliamo con favore questa istanza di discutere almeno. Finora si è cercato anche di silenziare le voci del sì e del no, invece è opportuno che si dibatta su questo.